ci sono 4 famiglie che non possono fare da mangiare e non hanno l'acqua calda. Ci sono bambini, c'è un signore disabile e che di certo non si possono lavare con l'acqua fredda. Siamo a dir poco indignati. La rabbia di 4 famiglie per un intoppo kafkiano, surreale ma dai risultati molto concreti. Famiglie senza gas e non sanno per quanto tempo. Accade a Favaro Veneto e Tatiana Mistros si fa portavoce della rabbia degli inquilini che si sono trovati a secco dopo i lavori della ciclabile Dese Favaro. Tutto è partito con un cartello che informava del distacco del gas per 8 ore lunedì. Questo è il cartello apparso prima del weekend sui nostri cancelli. Si parla di sospensione di 8 ore. Al pomeriggio del giorno stesso i contatori erano già stati spostati. Il tecnico della ditta mi dice che per loro il problema è già risolto, i contatori nuovi sono nella loro nuova allocazione, mentre il muretto vecchio che li conteneva ha i tubi del gas staccati e quindi non c'è più gas che arriva alle nostre abitazioni. Insomma, doveva essere tutto concluso alle 16 di ieri, invece In serata, sebbene la ditta incaricata all'esecuzione dei lavori ci abbia dichiarato che per loro i contatori erano stati spostati e il lavoro era stato eseguito, non abbiamo riottenuto il gas. ed ora la situazione diventa critica. Bisogna attendere un minimo di 48 ore per avere delle autorizzazioni e poi l'utente finale, cioè noi, deve provvedere al riallacciamento dei contatori. Sta di fatto che non siamo stati avvisati, non abbiamo nessun interlocutore con cui parlare e al quale chiedere informazioni certe, otteniamo dalle varie ditte incaricate informazioni differenti, si parla di una sospensione del gas da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15. Dunque scatta l'appello perché ci sono bimbi e anche un disabile che esigono risposte. Vorremmo che il comune, visto che la pista ciclabile comunque viene eseguita da lui, si informi e cerchi di abbreviare il più possibile questa burocrazia inutile, visto che il lavoro è già stato eseguito.